Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentrovati, nuovo appuntamento di questo nostro spazio dedicato all'agricoltura in Calabria. Anche oggi ci occuperemo di tematiche davvero molto interessanti che riguardano appunto il mondo dell'agricoltura e non solo. Allora vado subito a presentarvi i nostri graditi ospiti. Iniziamo da Massimo Gaudio, che è esperto in credito agrario, benvenuto intanto. Grazie a Francesco Cufari, che è il presidente dell'Ordine degli Agronomi di Cosenza e della Calabria, quindi grazie per essere qui con noi. E salutiamo il nostro Nino Iannotta. Quindi oggi argomenti, parleremo di soldi, parleremo, questa è una cosa importante, dottore Iannotta, perché è vero. Per far crescere un settore purtroppo ci vogliono investimenti, anzi purtroppo necessariamente ci vogliono degli investimenti, altrimenti non si va da nessuna parte. Particolarmente in Calabria questa affermazione è vera, perché noi viviamo un'agricoltura che per molti aspetti è un'agricoltura vecchia, vetusta, obsoleta, quindi da rinnovare, da ristrutturare. Per fare questo ci vogliono grossi investimenti. Adesso, diciamo, per alcuni settori questi investimenti, questo aspetto così è sostenibile, ma per molti altri no. Io per esempio, che mi occupo molto di olivicoltura, posso ben dire che per esempio a carico delle imprese agricole olivicole è difficile far sostenere investimenti per ristrutturare i propri impianti. E quindi bisogna trovare delle fonti di finanziamento, bisogna trovare delle fonti dove praticamente si prevede uno sviluppo per poter consentire queste cose. In Calabria ovviamente la più grande di questi fondi è il PSR, Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, che ha dotazioni economiche importanti, molto grandi, a cui praticamente bisogna pensare di attingere per poter fare questi investimenti e quindi queste modificazioni delle strutture produttive. Purtroppo devo lamentare che a oggi siamo già al 2018, quindi già abbiamo percorso una lunga tappa di questa strada. Diciamo, i fondi utilizzati rimangono pochi e questo a causa di molti fattori, tra cui naturalmente quello di sapersi districare dentro le norme e anche quello di affrontare la burocrazia legata all'attingere di queste fonti di carattere economico. Io credo che ci siano delle difficoltà, delle carenze nelle imprese agricole e in particolare in quelle olivicole in fase di progettazione e di organizzazione. Quindi diciamo, sarebbe auspicabile una maggiore connessione con le strutture culturali in grado di poter garantire questo, quindi strutture di assistenza tecnica eccetera. Ma qui cade a fagiolo anche l'amico collega presidente degli agronomi, perché gli agronomi diciamo, potrebbero e possono diciamo, espletare un grosso ruolo in questa ottica, perché diciamo, ormai non sono più procrastinabili queste cose, perché l'agricoltura, l'olivicoltura devono ritrovare competitività. Per ritrovare competitività devono migliorare la qualità dei prodotti, la quantità dei prodotti e devono ridurre i costi di produzione.
Per fare tutto questo, per raggiungere questi obiettivi, c'è una sola chiave della meccanizzazione. Per meccanizzare le aziende agricole e raggiungere questi obiettivi bisogna che le strutture si adeguino all'uso delle tecnologie e le tecnologie si adeguano all'uso di queste strutture produttive. E ci vogliono investimenti. E quindi ci vogliono soldi, ecco, come dicevamo prima. Allora, a proposito degli agronomi, noi dicevamo prima di andare in trasmissione che un po' il ruolo degli agronomi viene, tra virgolette, sottovalutato, perché sono tantissime le funzioni proprio dell'ordine dei dottori agronomi e forestali della Calabria, anche per quanto riguarda la tutela del territorio e non solo. In questo caso il dottore Iannotta ha chiamato in causa, no, su diciamo una questione ben specifica che rientra appunto tra i compiti, la mission, le funzioni degli agronomi. Certo, la professione di dottore agronomo e dottore forestale, non perché diciamo, io la rappresentando tutti i colleghi a livello calabrese, ritengo sia una delle più importanti in questa particolare fase storica, ma comunque anche nel corso degli anni e dei secoli. Se riteniamo l'agricoltura la principale fonte di alimentazione, l'unica fonte di alimentazione ma anche di reddito, è chiaro che chi è esperto della materia assuma un ruolo fondamentale, quindi nella vita delle persone, nella società e quindi in tutto quello che fa reddito. È una professione che, come dicevo prima, sta acquisendo in questa particolare fase storica un'importanza notevole e quindi necessita anche che venga divulgata e venga fatta una giusta informazione sulle competenze, sull'importanza e sulle funzioni che questi tecnici e questi professionisti, principalmente noi professionisti, svolgiamo all'interno del comparto agricolo, ma all'interno del comparto ambientale, quindi anche con competenze e funzioni importanti per la tutela del territorio, dell'ambiente, intendendo anche tutela dell'alimentazione e quindi anche dal punto di vista della salubrità dei prodotti alimentari. Quindi in queste già poche parole che io ho detto si evidenziano le notevoli competenze che un professionista del genere debba avere. È chiaro che non siamo tuttologi, quindi è necessario, molti di noi si specializzano in settori, però la base che ci fornisce l'università, quindi gli studi universitari, ci permettono di essere molto duttili e quindi di riuscire a risolvere delle problematiche più ampie che riguardano quindi specificatamente il settore agronomico ma anche il settore ambientale. Per quanto si diceva prima, nello specifico del comparto olivicolo, noi dobbiamo tener conto che il comparto olivicolo è quello più importante nella Calabria, nel meridione. Noi siamo fra le regioni che produciamo più olive e quindi più olio insieme alla Puglia e abbiamo nel corso degli anni un po' trascurato un aspetto qualitativo, ci siamo più interessati su aspetti quantitativi, però adesso finalmente, diciamo da una decina d'anni, circa 10 anni, abbiamo accentuato la nostra concentrazione e quindi il nostro interesse sull'ottenimento di prodotto di elevata qualità, perché è chiaro che se consideriamo la globalizzazione e quindi se ci andiamo a confrontare nel mondo non siamo competitivi dal punto di vista quantitativo, ma lo dobbiamo essere dal punto di vista qualitativo, dove per qualità io non intendo esclusivamente le caratteristiche specifiche e organolettiche del prodotto, ma per qualità intendo anche quello che noi offriamo dietro il prodotto e quindi l'offerta e lo sviluppo del nostro territorio. Per noi è importante per fare reddito, oltre che chiaramente perché è vero che per poter investire sono necessari dei finanziamenti, dei soldi per poter quindi eseguire quelle opere che ci permettono di effettuare degli interventi, però è anche vero che il prodotto bisogna venderlo e bisogna venderlo ad un prezzo giusto e remunerativo, che permetta quindi di coprire oltre che i costi, ma ci permetta anche di raggiungere il giusto guadagno. Quindi importantissimi sono gli investimenti,
chiaramente, giustamente è stato detto che la principale fonte di investimento in Calabria, comunque in tutte le regioni che sono obiettivo convergenza, cioè quelle regioni meno sviluppate, è il PSR. Il PSR della Calabria 2014-2020 raggiunge 1.100.000.000 di euro, quindi investimenti particolarmente importanti. Sono investimenti che comunque sono arrivati nel corso degli anni, già da molto tempo con le precedenti programmazioni, però sono investimenti e si ritarda. Io ritengo che uno dei motivi, magari ne parleremo dopo, ma uno dei motivi fondamentali che sta determinando questo ritardo è che siamo entrati in una fase nuova di programmazione, abbiamo lasciato la vecchia, e quindi è vero che si è cercato di semplificare le procedure, ma se non hai una base ben funzionante, la semplificazione diventa un ulteriore problema, ed è quello un po' che sta succedendo. Giustamente il dottor Iannotti ha evidenziato l'importanza dei tecnici nella progettazione. È chiaro, bisogna fare progetti di elevata qualità, il livello si deve aumentare, deve essere più alto, perché andiamo a competere nel mondo. Adesso andiamo verso la cosiddetta agricoltura 4.0, quindi dove per meccanizzazione non intendo soltanto il semplice trattore o la macchina che può essere utilizzata per la raccolta o per le diverse lavorazioni, ma c'è un altro tipo di meccanizzazione più innovativa, che è l'utilizzo appunto dei cosiddetti droni, o comunque di meccanismi, di attrezzature, di tecnologie che ti permettono anche di operare in remoto, quindi da lontano, tenendo conto che questi determinano una riduzione chiaramente dei costi produttivi, perché l'obiettivo fondamentale è quello, è ridurre i costi di produzione, perché nelle nostre zone sono più alti rispetto ad altre zone, e con queste attrezzature, con questi mezzi, questo si potrebbe ottenere. Però questo comporta un'elevata professionalità, non solo dell'operatore, dell'imprenditore, ma anche di chi è il progettista. E noi stiamo lavorando in si va verso questa specializzazione, perfetto, verso questo indirizzo. Allora, a proposito di investimenti, abbiamo toccato, no, questo argomento del PSR, ci sono purtroppo dei ritardi. Il dottore Gaudio è un esperto di credito agrario, è insomma quello proprio di intercettare questi fondi necessari, averli in tempi ragionevoli, è uno dei principali problemi di chi ha deciso di restare su questo territorio, di investire in agricoltura e anche attraverso l'agricoltura far crescere, no, la nostra terra. La nostra terra credo che abbia due speranze, che sono l'agricoltura e il turismo. L'agricoltura è sempre stata, oddio, doveva essere la panacea a tutti i nostri problemi. È da anni che si investe in questa direzione, tenendo presente che poi in Calabria abbiamo una polverizzazione di imprese. L'azienda media calabrese è al di sotto dei 5 ettari, volendo essere ottimisti. Ancora non c'è questa mentalità della rete? Allora ecco che qua si sta cercando di creare, specialmente nelle giovani leve che si stanno affacciando e si sta favorendo l'ingresso di questo cambio generazionale cosiddetto in agricoltura, perché ormai, come diceva il dottore Cufaro, oltre alla qualità è necessario avere un minimo di quantità. La quantità è necessaria che si possa raggiungere con dei consorzi, che ci sono i cosiddetti consorzi di tutela e di valorizzazione del prodotto. Alcuni di questi consorzi in Calabria, le cito il bergamotto, la cipolla di Tropea, i limoni di Rocca Imperiale, hanno raggiunto anche delle quotazioni che riescono a dare reddito all'agricoltura. Alla base di tutti i finanziamenti possibili c'è la redditività dell'azienda. Un'azienda che non crea reddito non potrà mai avere né finanziamenti né potrà permettersi di fare investimenti, perché l'elemento debole di tutta la catena è il produttore.
Se noi non riusciamo a valorizzare le produzioni, è impossibile poter investire in queste attività. Io investo del denaro, io persona fisica o banca, sapendo che avrò un ritorno dall'investimento. Se non c'è un ritorno dall'investimento, non ci saranno né banche né privati che investiranno in queste nuove tecnologie di cui parlava il dottor Iannotti. Oggi abbiamo il PSR. Il PSR può essere una grossa occasione perché riconosce all'impresa il 50% del costo dell'investimento che deve realizzare. Il problema grosso è l'altro 50%. L'altro 50%, i cosiddetti mezzi propri, devono essere o detenuti dall'imprenditore oppure si deve ricorrere al prestito bancario. E lì cominciano i problemi. E il prestito bancario naturalmente che cosa fa la banca? Anche la banca oggi non è più attrezzata come un tempo che esisteva una sezione speciale di credito agrario e così via. Oggi la banca è cosiddetta banca universale, per cui mancano anche figure specialistiche di questa problematica. Però alla base di tutto c'è sempre il ritorno dell'investimento. Il ritorno dell'investimento deve essere tale che dà un maggiore benessere all'imprenditore e riesce a pagare anche gli impegni assunti con le banche. Proprio per dirla nel più povero dei termini. Questo benedetto, ecco dov'è il grosso ruolo dei tecnici, perché è inutile pensare di fare progetti faraonici per milioni di euro quando poi l'azienda non è in condizione di sopportarlo. È preferibile fare progressivamente degli investimenti senza pensare di realizzare una piramide. Incominciamo col tempo a raggiungere quello che è l'apice che ci siamo prefissati. Allora forse riusciremo ad ottenere i finanziamenti giusti al momento giusto e l'imprenditore riuscirà pure a sopportare queste spese. Perché nel momento in cui l'imprenditore ritarda i pagamenti, scattano una serie di allarmi nel sistema bancario che penalizzano l'imprenditore. Cioè quando l'imprenditore incomincia ad avere dei ritardi nei pagamenti, vengono fuori il cosiddetto andamentale, che è negativo. E allora non ci sarà più la possibilità di avere il nuovo credito, di avere delle agevolazioni. Si innesta tutto un processo negativo che va dalla contribuzione che non viene pagata, dalle tasse che non vengono pagate, dai pignoramenti che vengono fatti dall'Agenzia delle Entrate. C'è tutto un sistema di tutele che scattano poi per il creditore che mette in cattiva luce il debitore. E questo comporta che cosa? Comporta che questo povero agricoltore poi sarà limitato nei movimenti. Il suo prodotto non crea reddito, perché è l'elemento che viene generalmente messo in difficoltà, perché è la commercializzazione che cerca di avere tutto il valore aggiunto di quella produzione. Il mondo del credito che chiude i rubinetti perché questo non è più finanziabile secondo i crismi di una logica di prudenza. Ed ecco che i finanziamenti questi benedetti finanziamenti tanto decantati e declamati dal PSR, vengono non utilizzate o utilizzate in parte e non si raggiunge lo scopo voluto. Queste in grandi linee. Bisogna partire proprio dalla base. Si deve partire dal concetto che cosa si vuole realizzare. L'idea. L'idea, la guida, veramente la guida, devono essere i tecnici. I tecnici si devono imporre a non fare progetti faraonici, ma fare progetti sostenibili.
E voglio chiedere proprio al Presidente, no, se c'è questa mentalità sul nostro territorio, anche se a giudicare dall'esito dei finanziamenti magari ancora c'è da capire bene, no, cosa si vuole fare, no, come si vuole valorizzare la propria azienda. Allora ci si affida ai tecnici già con un'idea precisa, ci si lascia guidare oppure si persegue quella strada del progetto faraonico che poi alla fine non ti dà nulla? Diciamo che sono state dette delle cose fondamentali e molto importanti. E ritengo, e non è campanilismo, che è fondamentale in questo settore, in particolare, la figura dei professionisti che capiscono della materia. Il compito del professionista fondamentalmente è quello di fare la fotografia dell'azienda, quindi capire un'analisi, quindi capire quali sono le prospettive di sviluppo, i punti critici, considerando quindi vari aspetti, non soltanto quelli tecnico e culturali, ma anche degli aspetti economici, perché è vero che ci sono i finanziamenti, ma i finanziamenti sono a conto capitale per una certa percentuale, la restante percentuale deve essere messa di propria tasca. E fatta questa analisi, quindi si fa un vero e proprio business plan per vedere in seguito all'intervento, quindi agli investimenti che si possono fare, ma è una programmazione che non riguarda poi soltanto l'aspetto economico, ma adesso deve riguardare anche l'aspetto ambientale, cioè devono essere fatti degli investimenti sostenibili, cioè che non creano dei problemi all'ambiente e alla popolazione, e non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista etico. Si parla recentemente, per i fatti che sono avvenuti, anche di un comportamento etico delle aziende, nel senso è da poco in attuazione la legge sul caporalato, quindi problemi che devono essere considerati nelle scelte e nella programmazione di sviluppo che deve seguire un'azienda. Il problema fondamentale è che le competenze ci sono, risulta abbastanza difficoltoso far entrare questa tipologia di ragionamento nella mentalità dell'imprenditore medio, ma le cose stanno cambiando perché sta avvenendo anche un ricambio generazionale, i social, internet garantisce un maggiore scambi, quindi anche scambi con parti del mondo molto lontano, e quindi questo fa crescere la popolazione e fa crescere l'imprenditore. E quindi onestamente io devo dire che ad oggi stiamo ottenendo ottimi risultati perché l'imprenditore si fa guidare dal tecnico. Come dicevo prima, è necessario quindi che il tecnico sia pronto a questa sfida, e con la riforma delle professioni si è cercato di creare dei tecnici di elevata competenza, di elevata professionalità, perché la legge sulla professione obbliga alla formazione obbligatoria continua, quindi noi siamo obbligati nel corso degli anni ad aggiornarci, a migliorare le nostre conoscenze. La legge sulla professione obbliga all'assicurazione, perché siamo esseri umani, si può sbagliare, la progettazione degli interventi possono essere sbagliati, quindi è giusto che se si sbaglia si paga, e quindi che ci siano delle assicurazioni che vanno a garantire i tuoi errori. E poi molto importante anche l'aspetto deontologico. Tutte le professioni, e quindi anche quella dei dottori agronomi e dei dottori forestali, hanno un codice etico da seguire, c'è un consiglio disciplinare che poi giudicherà eventuali inadempienze. Quindi sono tutte queste cose, questi fattori che determinano un aumento del livello di preparazione del tecnico, e aumentando il livello di preparazione, avendo una maggiore comprensione da parte degli imprenditori, è chiaro che i risultati saranno ottimali. E io l'ho notato, ho avuto la fortuna di lavorare in ambito PSR, perché per un certo periodo della mia vita io ho lavorato al Dipartimento Agricoltura e sono stato responsabile di alcune misure del PSR. Ultimamente lavoravo anche all'autorità di gestione, quindi che è quella parte del Dipartimento che fa la programmazione, quindi che elabora i bandi. Noi siamo passati, voglio giusto fare un accento confrontando la programmazione precedente 2013-2017 e questa 2016 e questa attuale.
Cosa emerge? Consideriamo una delle misure più importanti del PSR, che è quella sul miglioramento, su interventi a favore del miglioramento delle aziende, quindi il miglioramento fondiario. Io la devo interrompere davvero pochissimi secondi perché abbiamo la pubblicità, quindi mi piacerebbe ascoltare con calma questo ragionamento, quindi riprenderemo da qui tra poco, subito dopo la pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare del mondo dell'agricoltura calabrese, i problemi dei finanziamenti, come riuscire a raggiungere l'obiettivo, quindi avere quei fondi necessari per migliorare la propria azienda, fare quegli investimenti che poi consentono anche di avere un prodotto di qualità. Poi c'è il problema della commercializzazione eccetera eccetera. Però prima di andare in pubblicità ho interrotto il presidente dell'Ordine degli Agronomi e Forestali della Calabria che proprio ci stava spiegando un concetto fondamentale. Intanto, riassumendo, bisogna avere l'idea intanto di quello che si vuole fare, poi affidarsi a professionisti, perché io dico sempre ognuno il suo lavoro. Perfetto. Ecco, sintetizzando proprio al massimo. Questa è la cosa più importante. Io non mi permetterei di entrare in campi di altri professionisti perché farei solo danni. E stavo facendo un confronto fra la vecchia programmazione e la nuova programmazione su un bando fondamentale, che è quello dei miglioramenti fondiari. Con la vecchia programmazione c'era una misura che si chiamava la 121. Con la 121 noi abbiamo avuto circa 6.000 domande di finanziamento. A livello quindi poi di programmazione, 6.000 domande comporta notevoli problemi, perché queste domande le devi istruire, i soldi sono quelli, i fondi sono quelli, quindi non potranno essere soddisfatti tutte e 6.000 domande, quindi comunque arriviamo a un 500, 600, 700, 1.000 domande da poter finanziare, però 6.000 domande ti determinano problemi e ritardi perché ci vuole più tempo. Con il Dipartimento, noi come ordine principalmente, abbiamo fatto un ragionamento. Allora, una prima scrematura delle domande deve essere fatta dai tecnici, cioè da chi presenta questa domanda. Perché presentare 6.000 domande, molto probabilmente fra quelle 6.000 ci saranno 1.000, 2.000 che sono state, per così dire, tentate, vediamo se, un terno all'otto. E questo è avvenuto perché con la nuova programmazione il numero delle domande si è ridotto. Ora non ricordo bene il numero, però siamo a meno della metà delle domande precedenti. E il vediamo se rallenta comunque tutte le procedure. Il problema è perché rallentano le procedure, ma quello è un altro discorso. Però io volevo evidenziare che l'azione dei tecnici è stata svolta, perché nel momento in cui qualcuno andava dal tecnico e diceva io voglio fare il grattacielo nella mia azienda, il tecnico diceva guarda, per i punteggi che ci sono, per come è strutturato il bando, il grattacielo tu lo puoi progettare, mi devi pagare lo stesso perché io faccio la progettazione, però non ti verrà mai finanziato. E quindi sono stati fatti dei progetti che avevano la possibilità di essere finanziati tenendo conto del fatto che il bando ti dettava i criteri, perché i criteri sono le scelte politiche che fa un'amministrazione e che fa una regione. Se la regione ha stabilito di favorire i giovani, di favorire le zone montane, di favorire che ne so, la conservazione della biodiversità, è chiaro che tutti i progetti devono essere indirizzati verso questi aspetti, perché è dove si vuole intervenire. Mi viene sempre in mente un PSR fatto nel Trentino, dove il comparto vitivinicolo e il comparto zootecnico sono quelli predominanti. Si è deciso che, siccome la viticoltura andava bene, di destinare esclusivamente i fondi sulla zootecnia, e quindi sono stati fatti degli interventi a favore soltanto della zootecnia. Ma queste sono scelte politiche che vengono concertate con le associazioni di categoria per garantire uno sviluppo del territorio. Quindi io ritengo, per rispondere poi alla sua domanda, che i tecnici in questa programmazione sono stati particolarmente attenti a
indirizzare le aziende verso la giusta linea. Perché? Perché erano preparati, abbiamo fatto delle attività formative per indirizzare e per preparare questi tecnici alla nuova programmazione, questi professionisti. E io da Presidente mi ritengo particolarmente soddisfatto dei risultati ottenuti. Cioè, i progetti che sono stati fatti sono progetti di elevata qualità che ritengo permetteranno, se riusciamo a sbloccare i problemi tra virgolette burocratici, ma sono problemi informatici principalmente, sono problemi tecnici, non sono dei problemi di natura politica o di scarso livello di progettazione. E quindi io ritengo che con questa programmazione si può fare il salto di qualità grazie alla capacità imprenditoriali degli operatori e quindi degli imprenditori, ma anche grazie all'elevata professionalità e competenza dei tecnici che si sono veramente impegnati. E chiudo dicendo che la Comunità Europea nel nuovo PSR ha elaborato un sistema un po' diverso dai precedenti, perché il nuovo PSR non è destinato esclusivamente agli agricoltori, ma il nuovo PSR è destinato al mondo rurale, quindi a tutti coloro che fanno parte di quel mondo rurale, e quindi sia tecnici sia imprenditori, ma anche i comuni, perché la maggior parte dei nostri comuni, o quasi tutti, sono comuni rurali nostri, escludendo certo. i 5 capoluoghi. Quindi sono state previste una serie di misure importanti per lo sviluppo del territorio rurale. Voglio sottolineare una misura che è fondamentale secondo me, ma che potrebbe dare una svolta, che è la misura 2, una misura che è quella della consulenza. Cioè, la Commissione europea ha capito che per poter far andare avanti un'azienda, un imprenditore, è necessario che ci sia qualcuno competente che aiuti e che segue questi imprenditori, e quindi ha ideato questa misura 2 che è stata emanata da poco e il bando dovrebbe scadere fra qualche giorno, ma credo che spero che ci sia una proroga, perché abbiamo fatto una piccola modifica, tenendo conto che la Regione Calabria è stata la prima, e questo è un vanto che la Regione Calabria può evidenziare, è stata la prima in tutta Italia ad accreditare gli enti di consulenza, seguendo un decreto legge del 2016, altre regioni ancora non hanno, noi siamo già alla terza annualità di accreditamento e altre regioni non hanno neanche iniziato, ed è una delle prime regioni ad emanare il bando della misura 2, destinando a questa misura circa 13 milioni di euro, quindi una fetta importante del PSR. Quindi il consulente che affianca l'imprenditore che viene pagato certo. da fondi pubblici, perché quindi a costo zero. Giustamente il lavoro va pagato, il consulente, questo credo sia necessario, è un investimento anche quello, certo. Per questo volevo sottolineare questa cosa. Pensiamo ad esempio anche ai giovani, abbiamo parlato spesso di giovani, con il dottore Iannotta anche in altre puntate abbiamo visto questo interesse, rinnovato interesse dei giovani verso il mondo dell'olivicoltura, ma dell'agricoltura in generale. Magari ci sono i figli che hanno deciso di rimanere in Calabria, rilevando magari delle aziende dei nonni oppure dei padri, aziende che magari hanno determinati anni, che vogliono investire proprio per migliorare e fare quel salto di qualità. Quindi i giovani sicuramente avranno questa mentalità più aperta, più elastica, si aprono magari a nuovi mercati. Maggiormente acculturati. Ecco, maggiormente acculturati, però hanno bisogno, dottore Gallo, di essere guidati questi giovani, perché magari ci sono giovani senza esperienze ma con delle idee, no? Che hanno bisogno di essere guidati e hanno bisogno anche di essere sostenuti economicamente. Ritorniamo al discorso del credito, no? Perché si devono anche indirizzare questi sì. Giovani, affidandosi ai professionisti chiaramente, bisogna devono capire se conviene investire in quella determinata azienda e quali risultati si possono ottenere poi alla fine. Diciamo che per quanto riguarda la consulenza sul credito, ormai le organizzazioni di categorie professionali e imprenditoriali si sono attrezzate per quanto riguarda queste cose, perché ci sono queste figure
nell'ambito delle organizzazioni. Poi esistono questi due confidi prettamente agricoli che le dicevo prima, che sono l'Agrifidi e il Crediti Agri, che hanno nella loro compagine anche specialisti provenienti dal settore bancario, per cui sono addentro alla problematica, per cui possono dare veramente un grosso conforto a quello che possono essere il fabbisogno finanziario dell'azienda. Se noi partiamo dalla bontà del progetto, l'imprenditore ha necessità di chiedere un finanziamento bancario, per cui ha queste possibilità, o ha un rapporto consolidato con la propria banca, e allora è la propria banca che può dare i consigli necessari sulla forma tecnica, sul quantitativo necessario di denaro per affrontare questo. Parlando di giovani, questo rapporto consolidato non credo possa esserci. Parliamo magari del padre. Oggi ecco. Al 90% è così, si rivolge direttamente alla banca. Quando la banca dà qualche problema, allora si ricorre a qualche soluzione tampone, che generalmente è il confidi, cioè cercare una garanzia aggiuntiva che possa garantire questo benedetto finanziamento in modo che favorire l'accoglimento da parte della banca. Ed ecco che l'imprenditore si rivolge al confidi. Oggi noi come confidi abbiamo una legge regionale, che è la legge 30, che aiuta i confidi sia nella parte fondi rischio, che da qualche mese con il nuovo regolamento dà anche un ristoro a quello che sono i costi della garanzia per l'imprenditore. Questo è molto importante, questo ristoro, perché prima poteva essere un deterrente ad avvicinarsi al confidi. I confidi generalmente danno garanzie dirette o sussidiarie che coprono dal 50 all'80% del rischio che la banca va ad assumere. La quantità di denaro che può essere concessa è pari, se c'è un decreto del PSR, cioè che la Regione ha valutato questo progetto e l'ha ritenuto sostenibile, per cui concede il 50% delle risorse dell'investimento come contributo, l'altro 50%, i cosiddetti mezzi propri, possono essere finanziati dal sistema bancario. Non tutto, ma un 10-20% deve essere di risorse proprie, il cosiddetto equity. Devono avere l'imprenditore che vuole fare questo investimento, deve sapere che un 10-20% dei mezzi propri, cioè del 50%, non è una grossa somma, perché poi nell'ambito dell'investimento diventa il 5, il 10. E se non c'è questo minimo... E io penso sempre al giovane che ha tante Sì, idee, il giovane, ecco perché il giovane deve avere la bontà di crescere. Ma il giovane è anche supportato da misure specifiche, perché chi si insedia per la prima volta in agricoltura ha anche, il PSR gli prevede un premio di 50.000 euro, che potrebbe quindi far fronte a quella percentuale di cui si parlava prima. Quindi comunque è un premio a fondo perduto di 50.000 euro, perché ha determinati requisiti e perché si sta inserendo per la prima volta in azienda. Ma non è per tutti, dottore Conte. No, sto parlando del giovane che si insedia per la prima volta. Ma sono una quantità limitata. Sono 700 aziende che garantiscono... 700 se si chiude tutto, oggi sono 200 che hanno avuto i primi. Ma i fondi a disposizione sono per 700 aziende. Per cui ci sono... Io parlo chiaramente, non entro nel merito particolare della situazione che c'è in questo momento, però io sto parlando dei finanziamenti in generale. Si distingue il giovane che si insedia per la prima volta proprio perché non ha questo rapporto consolidato con la banca, e si distingue garantendogli un premio.
E tenendo conto che a differenza delle altre aziende, il giovane che si insegna per la prima volta non ha il 50% a fondo perduto, ma in determinate zone può raggiungere il 70%, quindi di propria tasca teoricamente dovrebbe mettere il 30%, considerando che c'è il 50%, investimenti sensati si riescono a fare. È chiaro che se io giovane per la prima volta, che mi insegno per la prima volta, faccio un investimento di 3, 4, 5 milioni di euro, vuol dire che mi sorge qualche dubbio, perché se questo giovane ha il 50% di tasca propria, magari l'investimento poteva essere diverso. Quindi noi stiamo parlando, e il PSR prevede che di investimenti medi intorno ai 200, 300, 400 mila euro, tenendo conto che viene finanziato al 70%, considerando questo premio di 50.000 euro, questo chiaramente se tutte le cose funzionano, è un discorso che si fa se tutte le cose funzionano, perché i problemi ci sono anche da parte delle banche, cioè non si può pretendere, cioè io appena ho iniziato la mia attività di libero professionista, parliamo del 98-2000, io mi ricordo che bastava andare col decreto in una banca e la banca ti dava subito i soldi, è vero? Adesso tu puoi avere anche il decreto, il problema è che la banca comunque vuole la garanzia per poterti, cioè non te li regala i soldi, vuole una garanzia. Dottore Caulo, perché sta fremendo. Come lei diceva prima che c'è stata una rivoluzione anche nella parte progettuale, le banche hanno cambiato dagli ultimi 20 anni, le banche sono completamente trasformate con il nuovo testo unico del 98, il famoso 385, le banche hanno cambiato completamente pelle, cioè prima si presentava l'agricoltore forte dei 10 ettari, 20 ettari, 100 ettari di proprietà, aveva un patrimonio, allora la sua solvibilità si legava al patrimonio. Era quella la garanzia. Era la garanzia. Oggi uno può essere proprietario pure di tutta la Calabria. Non è garanzia quella. Ma questo enorme patrimonio non crea reddito, ma crea debiti, la banca non lo finanzia. C'è poco da fare. Come il giovane che avrà il premio che diceva il dottore Cufaro. Se non c'è una fideiussione dietro, la regione non gli dà un centesimo. Non è che elargisce, vieni, che è un bancomat o è un vecchio jukebox che metteva e quello suonava. Che anche il jukebox per suonare voleva la monetina di 50 lire o 100 lire, se ricordo bene. Ah, 100 lire, sì. Lei non c'era, lei non c'era. Per dire, le famose anticipazioni che possono chiedere alla regione sul contributo devono essere tutte scortate da una fiduzione. Certo. E deve essere una fiduzione fatta anche da una banca, pochissime. Ma c'è l'assicurazione che molte volte le assicurazioni più accorsate e le assicurazioni maggiormente capitalizzate non vanno. Proprio perché la fideiussione è più pericolosa di un finanziamento, perché tu concedi, dai la possibilità di accedere a un incasso e poi perdi i contatti con questo signore per anni. Invece il finanziamento tu viene monitorato mese per mese, semestre per semestre, cioè crei un rapporto col tuo cliente, cosa che non crea la fideiussione. E sono forme particolari. Non è semplicissimo, proprio per favorire questo accesso al credito si parlava di la famosa ingegneria finanziaria, che il vecchio POR aveva dato delle direttive, aveva messo a disposizione una volta 10 milioni di euro che poi non sono state utilizzate. Questo dimostra che non è facile, pure con una dotazione di 10 milioni di euro pronta a garantire questi finanziamenti, non sono stati utilizzati. 8 pratiche, 18 pratiche. Ecco perché spesso i finanziamenti rimangono lì. Perché non c'è la banca non vede il ritorno del finanziamento, non mi serve la garanzia, perché se io ho la garanzia non è che mi copre il 100% del mio rischio,
allora resta una quota di rischio, è sempre a mio carico. E poi devo fare procedure esecutive, cose lunghissime. Non fa importo il finanziamento, con tutte che ci sono queste possibili tutele da parte della banca. Oggi noi stiamo parlando di poter dare la possibilità al mondo agricolo di sfruttare queste nuove realtà, per vedere un poco di aiutarle, che generalmente sono Ismea, che è una società del Ministero dell'Agricoltura, che può concedere garanzia a prima richiesta, cosa importante, questa prima richiesta proprio per i giovani può arrivare all'80%. E le banche questo tipo di garanzie lo guardano con molto interesse. Più attenzione, insomma. Anche perché non è cosiddetta ponderazione zero. Che significa ponderazione zero? Le banche nel momento in cui concedono un finanziamento devono accantonare una quota di capitale proprio, di patrimonio proprio, riferita a quel finanziamento. Per cui anche hanno questo costo, chiamiamolo, dell'accantonamento. In mancanza dell'accantonamento viene meno anche un costo, oltre ad avere una garanzia che in caso di insolvenza l'80% viene garantito da un'azienda, di una società dello Stato che consente queste cose. E Ismea svolge questo ruolo. Un ruolo ancora più interessante dovrebbero svolgere i confidi, questi due famosi confidi calabresi, Agrifidi e Crediti Agri, che possono accedere alla controgaranzia di Mediocredito Centrale, con la famosa legge 662. Tutte queste cose consentono all'imprenditore di poter accedere a questi finanziamenti, tenuto sempre conto che il finanziamento è legato alla redditività dell'azienda. Ritorniamo al discorso di La redditività c'è, le garanzie ci sono, il finanziamento si conclude. Sa che è già passata un'ora, io mi devo fermare, davvero oggi il tempo è volato, dottore Iannotto. Io però un ultimo messaggio, non li spaventiamo questi giovani, perché si può, giusto velocemente, dottore Iannotto, i giovani si possono avvicinare all'agricoltura, è vero, ci sono delle... si devono avvicinare. Ma col piede giusto. Ecco, avendo l'idea, sapendo dove si vuole arrivare... Si può realizzare tutto e saranno aiutate da tutti. Però... Io devo fermarmi davvero. Prego. Il nostro Enzo Leonetti in regia, un messaggio finale, dottore Iannotta, velocissimo. Ma io credo che i giovani, 10 secondi. E non solo i giovani, per trovare interesse nell'agricoltura e nell'impresa agricola, debbano trovare un livello qualitativo di vita adeguato. Quindi abbandonare tutte le difficoltà che l'agricoltura passata proponeva e invece trovare delle condizioni migliori nella qualità della vita. In fondo questo è il concetto di ruralità, la ruralità è questa. E quando si parla di piano di sviluppo rurale si intende questo, non è solo l'aspetto economico che deve migliorare la qualità della vita, quindi deve migliorare l'ambiente, il lavoro e il tipo di lavoro. Certo, è chiaro che l'aspetto economico è importante, perché se non ci sono i soldi ovviamente né giovani né non giovani non ci vanno. Devo davvero fermarmi. Un'impresa deve essere sempre, diciamo, c'è un bilancio. Dobbiamo tornare a parlare di questo argomento perché oggi è volata, davvero. Io ringrazio i nostri ospiti, grazie davvero per questa piacevole conversazione che abbiamo fatto, speriamo di essere stati utili magari a tanti giovani che si vogliono avvicinare all'agricoltura e come sempre grazie anche a voi, alla prossima, arrivederci. Grazie.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.